Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale Vostro Marietto Veneziana. Oggi, da come avete visto dal titolo, racconterò il giorno dell'apporto. Praticamente quando il vostro Marietto era piccolino, gli succedeva spesso che quando andava a letto verso l'età dei 5-6 anni, dal soffitto scendeva petali, medagliette, oggetti vari, e una volta gli è arrivato anche questo pezzettino, sto parlando di più di 50 anni fa, più o meno 45 anni fa, 48 anni fa. Beh, ma raccontiamo bene la storia. Però prima di raccontare questa storia a fantasia vi voglio chiedere di iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di venire anche nel canale di Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso di esoterismo Hildegarda e io. Chiaramente, se vi scappa anche un super like con il vostro bel pollicino o sul cellulare o sul mouse del computer, è ben accetto. Bene, iniziamo un po' a raccontare queste storie qui un po' bizzarre. Allora, era un periodo che il vostro Marietto, quando andava a letto presto, perché il carosello se lo poteva sognare, praticamente andava in questo lettone che sembrava un campo da calcio in confronto al vostro, come si suol dire, Marietto. Praticamente dal soffitto cadevano delle medagliette, delle crocette, dei petali e quant'altro. All'inizio Marietto pensava che fossero praticamente lì e non le avesse viste. Poi a un certo punto si era reso conto che ogni tanto non cadevano proprio nel letto, cadevano un po' fuori e facevano del rumore, al che il vostro Marietto ha avvertito il suo babbo. Il suo babbo a un certo punto pensava che il soffitto fosse bucato e che dall'altra parte, nel solaio, visto che abitavamo all'ultimo piano, ci fossero dei buchi. Allora sapete, insomma, il babbo del Marietto era un pochettino old fashion, un po' sempliciotto, e un giorno presero il coraggio e andarono nel solaio, e a questo punto scoprirono che il solaio non era rotto, non c'era nessun tipo di buco, e quindi il vostro Marietto si prese una bella sgridata, perché il suo babbo diceva che era colpa del Marietto, che si inventava le cose, che le trovava e poi diceva che scendevano dal soffitto. E quindi il vostro Marietto ogni volta che scendeva qualcosa, per non prendersi la sgridata del babbo, stava zitto e nascondeva queste medagliette, queste cosette che arrivavano giù all'improvviso mentre lui stava andando dentro il lettuccio sotto le coperte, e si stava sempre zitto. E un buon giorno gli arrivò questo Clean Energy, questo è un Clean Energy dal 2011, che ho comprato nel 2011, ma il vostro Marietto l'ha avuto nelle mani più o meno 20-25 anni prima che il grande Zamperini, un genio di questo settore, lo mettesse in commercio. Praticamente gli era arrivato da apporto e non sapeva cosa farsene il vostro Marietto. Allora è arrivato, in quel periodo lì, il vostro Marietto era un po' seguito dal capitano degli Alpini di Torino, e un bel giorno arrivò in casa, dopo che arrivò questo apporto qui, no? Arrivò a casa e disse al Marietto di metterselo sul pancino, perché il Marietto aveva un piccolo problema tumorale. Chiaramente il Marietto non sapeva cos'erano i tumori e quindi pensava che era un gioco. Però ogni volta che il vostro Marietto metteva sul pancino questo apparecchietto qua, cosa succedeva? Succedeva che non stava bene, cioè gli dava veramente fastidio. Al che il capitano degli Alpini aveva ordinato al vostro Marietto di tenerlo fortemente sul pancino, ma il vostro Marietto non lo teneva. E cosa successe? Un giorno arrivò con il suo padrone di casa, cioè il padrone di casa del Marietto, e il Marietto fu legato al letto e gli misero questo apparecchietto sullo stomaco con dello scotch, praticamente ero come un salame, e mi hanno tenuto lì 3 ore. Finita questa operazione, il capitano degli Alpini disse: ecco, adesso è guarito e per 10 anni non c'è più pericolo che il Marietto abbia un tumore allo stomaco. Io non so perché il capitano degli Alpini aveva visto che aveva un tumore allo stomaco, ma so che questo apparecchietto qui mi è stato sullo stomaco quando avevo 5-6 anni. E poi è successo che il capitano degli Alpini diceva che qui dentro c'era dell'oro, e il vostro Marietto, per
andare a cercare l'oro, cosa ha fatto? L'ha spaccato e poi, visto che non c'era dentro dell'oro, almeno l'oro che pensava il marietto, l'ha buttato via. Poi un'altra cosa molto, molto carina di questo Gigino qui è che quando il vostro marietto è stato preso sotto dalle moto e il sindaco praticamente voleva sapere come mai era tornato indietro il marietto, a scuola, in seconda elementare, a scuola era venuta una veggente a guardarmi e mi aveva detto che un giorno avrei avuto una macchina molto potente che si chiamava appunto Clean Energy. Il vostro marietto pensava che fosse un trattore o un carro armato, ma in effetti questo Clean Energy non assomiglia proprio per niente a un trattore o a un carro armato. È una potentissima macchina energetica fatta da un genio che si chiama appunto, che si chiamava Zamperini, e che penso che tutta l'attività la porti avanti sua moglie con grande impegno. È un prodotto questo del 2011, io quando l'ho comprato mi ero dimenticato di questa storia e l'ho tenuto 1 anno e mezzo nel cassetto senza ricordarmi di tutte quelle cose che vi ho detto, cioè dopo 1 anno e mezzo mi è tornato in mente tutte queste storie e mi sono detto ecco perché l'ho comprato. Infatti io l'ho comprato senza nessun, come si suol dire, scopo. Adesso però lo scopo l'ho capito e lo uso alacremente per farmi la pulizia energetica. Chiaramente non uso solo questo strumento, ma questo strumento è molto importante. Io comunque vi ricordo che questo è il modello del 2011 e dovevo comprare questo modello. Bene cari amici, questo è un piccolo racconto di questo apporto molto importante, lo ripeto, è il Clean Energy. L'ho avuto per apporto praticamente 20-25 anni prima che usciva sul mercato, mi è durato poco il tempo che mi servisse per curarmi questo tumore che avevo allo stomaco secondo il capitano degli Alpini, no? Di Torino, e poi dopo me l'hanno lasciato, io poi l'ho rotto perché il padrone di casa aveva uno zio e diceva che dentro questo apparecchietto qua c'era dell'oro, ma chiaramente intendeva un altro tipo di oro, non l'oro fisico che intendeva un bambino di 5-6 anni. Bene cari amici, detto questa piccola pillola, il vostro marietto vi saluta, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, se non l'avete ancora fatto vi chiedo di iscrivervi al canale di Il Legale Marietto Veneziano e di iniziare a trovare nei nostri gruppi Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!